Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e saranno strano. Ma che bontà! Lascia stare. Siamo in onda, Brescia in tavola. Non canti male. Va bene, Brescia in tavola, nuovo appuntamento. Siamo prontissimi, quindi io sono pronto, tu pure, con la ricetta di oggi dolce. Torta alle Carote, torta alle carote oggi. Dai, vediamo, facile. Sì. Ingredienti: 2 carote, 4 tazzine di tè di farina 00. Che? Questa è la farina 00. Farina 00. Sì. Cioè le diottrie 00. 2 tazzine di zucchero, 2 tazzine di olio di girasole, 1,5 litri di latte, 2 uova e una bustina di lievito per dolci. Passiamo al procedimento. Ma mangio via. Dai, la torta di carote è semplice, no? Beh, dovremo pulire le nostre carote e le taglieremo a rondelle. Metteremo le rondelle nel mixer insieme all'olio. Audio, video, no, quello che usano i nostri tecnici per mandarci in onda. No, il mixer, il frullatore a immersione. Bravissimo, con l'olio, carote e olio frulleremo fino ad ottenere una bella compostina, bella omogenea. Sì, però la farina come la farina con la versi, la butti. La farina col creel poi col creel. E cos'è? Il creel. Il carrello. Il creel. Ma che bontà! Ah, Federica, mi sfianchi, ho bisogno di sedermi accanto a una signora bella e gentile a differenza di te, che si chiama? Alba. Signora Alba. Federica qua nella ricetta mi ha detto sta parola, creel. Che è sto creel? Il creel è dei contadini, oppure quello di casa è un setaccio, diciamo. Il creel che è anche della sabbia, dei muradur, bravo. Setaccio? È un lavoro rotondo con la rete lì e si creela la roba, va giù quella fina e resta dentro quella grossa. E lei lo usa ancora il creel? Mio papà però forse sì. Il setaccio si usava anche in casa. La farina. Quello però lo si chiama setaccio, mi chiama setaccio. Questo è. Sì, quello lì. Grazie Alba, è stata gentilissima. Niente, caro. Buona pausa. Grazie, caro. Alba era al bar. Sai io però cosa ero il creel, perché io come c'è da te. creelare, come diceva lei. Creellavo, foto se lei creellava. C'è gente che creella. No, ma sto sempre a tavola. Il setaccio. Dai. Anche dei muradur, però qua non serve come dei muratori. Lei è comunque un creel. Sì. Dai. Metteremo tutti gli altri ingredienti e mescoleremo fino ad ottenere un bel composto omogeneo. C'ho ancora pensa Alba, buona mura, Alba. No, che pazienza. Allora, il nostro preparato lo metteremo in una teglia rotonda foderata di carta forno e cuoceremo in forno per una quarantina di minuti, circa 170 gradi, forno preriscaldato. E questa Buon appetito! No. Che c'è francese? Ma che francese? Poliglotta, francese, questo è buon appetito. Non sei mai uscito a Borgo Satollo. Ma no, Castagnero, padre girate. Per tutti gli amori. Va bene, dai, la torta di carote. Grazie Federica, ma grazie anche Alba. Posso salutare Alba? Che starà creellando. Alla prossima, evviva, ciao. Ciao. Buon appetito! Non so come